serata culturale, oggi dedicata all'archeologia, quindi parleremo di nuraghi, di architetture di nuraghi con l'ingegner Massimo Rassu, che è già stato con noi qualche settimana fa, ci ha presentato la relazione sui templari. Vabbè, quindi stasera ci presenterà invece un argomento che sta a cuore a tutti, che è l'architettura nuragica. Quindi lui ha studiato proprio dal punto di vista strutturale le torri e oggi ce le presenterà. Io parteciperò naturalmente insieme a voi a questa discussione. Se c'è qualcosa... Ti posso interrompere anche mentre stai parlando? Sì, le domande sono gratitissime. Ok, le domande sono gratitissime. Non ho la verità in tasca, se mi contraddite mi sta bene, perché il confronto tra le idee serve per... Allora, perché è una sfaccettatura diversa, un punto di vista diverso. Buonasera a tutti, parlerò dei nuraghi, ma non dal punto di vista archeologico, solo dal punto di vista architettonico, strutturale, compositivo. Le cose che vi dirò sono i riassunti di questi 3 libri che tra l'altro sono riuscito a scrivere durante il lockdown, perché non potendo uscire di casa se non fare la spesa c'era tantissimo tempo da parte del lavoro, eccetera. Adesso vedrete 2 nuraghi, uno nuraghe orolo nel margine, questo è un nuraghe maggiore di Cremule, e noi abbiamo sempre l'idea che tutti i nuraghi fossero così, tutti belli in esposizione. In realtà, come vediamo da questo grafico, i nuraghi che noi studiamo, che noi vediamo, sono solo una minima percentuale, sono questi qua, di 8.239 se non sbaglio, nuraghi che ha elencato Mauro Magia, che è il primo censimento, primo elenco completo, parzialmente completo, comunque il più completo che abbiamo. Di questi 8.239 solamente 3.117 compaiono nelle carte IGM, cioè nelle carte dell'Istituto Geografico Militare. Cosa vuol dire? Che solamente quelli lì, quei 3.000 e passa, hanno strutture tali da meritare di essere inseriti in una carta geografica. Gli altri sono ridotti ai minimi termini, oppure sono talmente messi male che solo con l'indagine archeologica si possono visitare. Gli altri, quindi 3.117, una buona metà hanno grandi strutture ma non si possono visitare, come poteva essere in nuraghi barumini prima degli scavi di Liu. Ne rimangono circa altri 1500, che sono quelli che ci forniscono le informazioni sulle strutture, a parte quei pochi stati scavati che semmai prima non erano visitabili. Stiamo parlando di strutture che comunque, a distanza di oltre 3.000 anni da quando sono state costruite, in molti casi sono visitabili dentro, cioè si può entrare con tutta sicurezza in questi edifici, ed è un caso unico insieme alle piramidi e a qualcos'altro che c'è nell'intero pianeta. Questa è la caratteristica dei nuraghi, cioè si possono ancora visitare, si può entrare a nuraghi santantine e con la sicurezza che hanno dimenticato una pietra in testa. Quindi ritornando, anche io quando parlerò non di tutti i nuraghi, ma solamente di una percentuale all'interno di questa casistica. Quindi all'interno di questi 1500 ho tratto informazioni per circa 600 nuraghi. Qui vediamo che i nuraghi hanno una dimensione minima e una dimensione massima. Quindi si possono, con questo studio, che peraltro riprende uno studio precedente fatto nel 2003 dall'architetto Danilo Scintu, che ha misurato vari nuraghi, e io ho preso altre misurazioni, altre tratte da pubblicazioni. I nuraghi hanno una dimensione in cui si guarda il diametro esterno alla base del tronco di cono, immaginando che il singolo monotorre sia
si possa equiparare alla figura geometrica del tronco di cono. Il diametro di base, come vedete, varia da 8,30 m al doppio, a 16,60 m, attestandosi però soprattutto con misure intorno ai 12,50 m, circa un quarto, il 26% di questa casistica. Un altro quinto, il 23%, ha un diametro di 13,30 m, un 10% 11,60 m, quindi un 60% dei nuraghi, ripeto, di quei 600 misurati, all'interno di quei 600 misurati ha un diametro che ruota intorno ai 12 metri, quindi dagli 11,60 ai 13,30. Poi abbiamo a scalare, tipo campana di Gauss, abbiamo altre misure inferiori e maggiori. Per esempio il nuraghe Santo Antine ha un diametro di base di 15 metri, la torre centrale. Qui si riferisce alle misure o delle torri centrali, dei nuraghi cosiddetti complessi, o ai diametri dei nuraghi monotorre. Parliamo invece della camera interna. Qui abbiamo misure notevolmente inferiori, essendo all'interno del nuraghe, che vanno da 2,50 m a 7 metri, con però, come vedete, misure che si attestano, ci sono delle mode, un 32%, quindi un terzo dei nuraghi, di quelli considerati, hanno 4,20 metri di diametro la cella interna, oppure un altro quinto, 4,60 m. L'altezza della cupola varia dai 4,20 m agli 11,20 m degli spazi di Isili e della Ruby di Orroli. Ci sono all'interno di quella casistica di 600 ci sono, la maggior parte delle cupole sono cadute, le cupole che sono intere sono un poco più di 200 che conosco, poi probabilmente ce ne saranno nei testi non le ho seguite. Quindi i nuraghi si possono contenere, diciamo, tra queste misure: un diametro esterno che varia tra queste due misure, l'altezza della cupola e il diametro a loro volta che variano tra questi due dati, e la lunghezza del corridoio tra 2,10 m e 5,80 m. Naturalmente per corridoi così corti, 2 metri, non c'è lo spazio per fare per esempio la nicchia d'ingresso, oppure per fare l'imbocco della scala che sale al primo piano o ai piani superiori. E c'è un rapporto che ho individuato, però anche questo è un dato, diciamo così, grossolano, prendendo l'altezza residua dell'edificio diviso il diametro di base. Questo rapporto varia tra 0,70 e il doppio, 1,40 m, che non sono misure, sono appunto rapporti numerici, da cui si può in teoria trovare l'altezza massima che poteva avere la singola torre teorica, perché chiaramente mancando si potrebbe anche ricostruire in base per esempio alla quantità di pietrame che c'è alla base, ma richiede calcoli complessi. Una cosa che dirò anche dopo, i nuraghi hanno avuto una loro storia. È capitato che chi ha costruito il primo impianto dell'edificio non ha visto, ha costruito l'edificio in un certo modo e poi successivamente chi è arrivato dopo l'ha ampliato. In questo caso qui vediamo il nuraghe Corvos di Florinas, alla cui base, vedete, c'è un primo strato, un primo livello, un primo impianto che è stato costruito con massi di calcare poliedrici, informi, diciamo così, con la tessitura cosiddetta a nido d'ape. In un secondo momento, che non sappiamo quando, il nuraghe è stato ampliato o è stato restaurato, inserendo questi blocchi lavorati
quasi isodomi, quindi quasi rettangolari, in un'altra pietra, in un'altra roccia, in questo caso è trapite, quindi si distingue per il colore, ma non solo per anche per la lavorazione. Un altro esempio più famoso è il nuraghe al V di Pozzo Maggiore, che in un secondo momento è stato restaurato. Questo è il nuraghe che qualche anno fa ha subito un crollo. Una parte, questo settore qua, che in origine, cioè sino agli scavi, era coperto di terra, qualche anno dopo lo scavo, un'intera parte del nuraghe è crollata. Questa fotografia è stata fatta prima del crollo, poi è stato restaurato con un intervento veloce. Notate che c'è una grossa differenza tra i due materiali, perché sotto è in struttura poliedrica in basalto e sopra è in pietre squadrate o quasi squadrate, pseudoisotono in calcare, che non c'è nella zona. Esistono delle aree dove sorge la pietra calcarea in superficie, ma sono a diversi chilometri di distanza, in territorio di Sanestre o in territorio sempre di Pozzo Maggiore a circa 3 km, località Baragagna. Questo è l'interno. Notate come il nuraghe, che in origine era tutto in basalto, deve essere crollato, e hanno rifatto la cupola e hanno fatto la parte anteriore. Però qui all'interno si vede in questa nicchia che la parte interna della nicchia è in basalto. Quindi questi sono restauri fatti in epoca nuragica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente alcuni nuraghi erano stati costruiti male e sono stati rifatti, oppure sono stati demoliti per cause per esempio belliche e poi sono stati appunto restaurati da altre maestranze. Tra l'altro questo nuraghe ha la caratteristica che la scala, che è scala di corridoio, parte sulla destra e gira in senso antiorario. Qui invece siamo a Varumini, nuraghe su Nuragi. Vedete che al di sopra di una delle 4 torri c'è stato un ampliamento, sempre in epoca nuragica. Questo non è romano, qualcuno dice che era romano, no. Questo è in epoca nuragica. Hanno ampliato, hanno innalzato il nuraghe con blocchi perfettamente squadrati in marna calcarea. Qui parlo di un'altra cosa interessante che non è sconosciuta agli archeologi, ossia il fatto che si possono individuare più maestranze di costruzione, di costruttori e più stili. La scoperta si deve a Mauro Pepino Zedda e all'architetto Danilo Cintu. Questa mappa, così come la successiva, è ricavata dalle mappe che aveva stilato Mauro Zedda, dalle sue pubblicazioni. Qui lui aveva fatto un giro sulla Sardegna a vedere aveva visto circa 900 nuraghi. Di questi la metà circa non erano 900, che tra l'altro 900 visibili nelle mappe IGM. La metà circa non sono visitabili, quindi non ho potuto trarre informazioni. Lui stava studiando la direzione dei corridoi d'ingresso, poi ha fatto tutta una serie di statistiche, di studi, per cui si interessa di archeoastronomia. Come seconda scoperta rispetto alle direzioni, aveva trovato che i nuraghi si possono dividere in almeno 2 categorie: quelli con la scala che si trova nel corridoio d'ingresso, cioè il corridoio che porta alla camera centrale, oppure con nuraghi che hanno la scala non nel corridoio ma dentro la camera. In questo caso vedete la mappa della distribuzione dei nuraghi con la scala di corridoio, quindi che si trova subito entrando, soprattutto sulla sinistra o sulla destra. Come vedete sono concentrati soprattutto nel centro-nord Sardegna. Ecco, nuraghi come questo è un nuraghe Dronnolo di Fonni. La foto è fatta in maniera particolare, in maniera tale che dall'ingresso si possa vedere sia la camera interna che la scala. La scala si trova nel corridoio d'ingresso. Qui invece abbiamo
si vede i quadratini, i nuraghi con la scala di camera. La scala di camera è presente soprattutto nei nuraghi del sud Sardegna, del centro-sud. Ecco qua il nuraghe Armungia che c'è ad Armungia. La scala di camera si presenta in questo modo, cioè che si apre la botola d'ingresso, si apre a una certa quota dentro la cupola della camera del nuraghe. Questo è tipico appunto del sud Sardegna. Nuraghe su Nuraci di Barumini è un nuraghe che ha la scala cosiddetta di camera. Quindi per salire ai piani di sopra bisogna passare dentro, bisogna entrare dentro la cella del nuraghe. Il nuraghe Piscu invece di Suelli ha una caratteristica: questa è la torre centrale, non c'ha la camera, non c'ha la scala. È uno dei rari esempi di nuraghe che non ha la scala per salire al piano superiore. In realtà si sale da una scala che c'è in una delle torri aggiunte, in una torre secondaria. Ecco qua la sovrapposizione delle due mappe di prima, e potete notare come questa divisione della Sardegna in due parti è stata suggerita dallo stesso Mauro Zelda. Qui vedete come questa linea divide praticamente la Sardegna in due parti. Nella parte inferiore, nel centro-sud dell'isola, la maggior parte dei nuraghi sono costruiti con la scala di camera, cioè con la scala per salire al terrazzo o ai piani superiori che si apre all'interno della TOS, della cupola, mentre nel centro-nord della Sardegna la maggior parte dei nuraghi che lui ha visitato sono invece con la scala di corridoio. Questa è un'altra mappa che ho fatto in cui ho messo in evidenza i due tipi invece con i simboli, con i colori. Partendo da quella conclusione, cioè della Sardegna divisa in due parti, si scopre che anche altri tipi di strutture, sempre nuragiche, furono costruite solamente in una parte o nell'altra dell'isola. Qui sono messe assieme le sepolture a tappone, che sono tipiche dell'Alta Gallura, e le tombe giganti cosiddette a prospetto, cioè che sono aperte, sono ricavate da ex domus legianas, a cui sono state ricavate nella facciata, è stata scolpita la stele centinata delle tombe di giganti. Come vedete sono solo al di sopra di questa linea, anzi sono concentrate in alcune aree ben precise. Un'altra sono le tombe di giganti con stele centinata. Vediamo qui una foto aerea. Queste sono concentrate soprattutto nel Nuorese e nell'area del Marghine e della media valle del Tilso, con qualche esempio in Gallura, qualche esempio anche nella provincia di Sassari e qualche esempio in Sud Sardegna, ma sono casi rarissimi. Quindi l'esistenza probabilmente di una tradizione costruttiva concentrata soprattutto in quest'area. È da notare come la concentrazione della divisione della Sardegna in queste due aree principali, ossia scala di camera e scala di corridoio, coincide in maniera abbastanza vaga con la differenza diciamo, linguistica all'interno della lingua sarda, cioè con l'area logudorese nel centro-nord Sardegna, logudorese e morese, a parte poi il gallurese, un dialetto corso, e il campidanese, in coincidenza con due tipi di nuraghe caratterizzate da un tipo o dall'altro di scala. Per questioni di tempo passo direttamente al successivo studio, che è il tramonto dei nuraghi. In questo studio cerco di inserire
la storia dei nuraghi all'interno della storia dell'architettura, che è uno dei corsi che sono nella facoltà di architettura e di ingegneria. Perché non molti sanno che i nuraghi che vediamo noi adesso non sono stati costruiti tutti assieme, anche se guardandoli danno l'impressione quella. È come gli edifici di una città. Gli edifici che vediamo noi a Cagliari, sì, la maggior parte sono di epoca recente, ma in mezzo ci sono chiese medievali, torri come a Cagliari, San Pancrazio dell'Elefante del 1300, di epoca pisana, ci sono costruzioni di epoca aragonese, poche, molte di epoca spagnola, di epoca piemontese, eccetera. Quindi la città di Cagliari è data dalla sovrapposizione di edifici, nell'esempio di Cagliari, di varie epoche. La stessa cosa avviene per la civiltà nuragica. I nuraghi che a noi sembrano in un panorama tutti della stessa epoca, in realtà sono stati edificati in secoli diversi. E hanno avuto anche un inizio, la civiltà nuragica, e anche una fine, o meno più che la civiltà per se stessa, l'edificazione e l'uso dei nuraghi. Da queste due tabelle, nel libro poi le ho concentrate in un'unica tabella, si vede come queste colonne rappresentano dai dati di scavo l'ultimo periodo di frequentazione del nuraghe. Quindi alcuni nuraghi sono stati abbandonati durante il bronzo finale 1, ossia nel periodo che va dal 1200 al 1100 a.C. Altri sono stati abbandonati nel bronzo finale 2, altri nel bronzo finale 3, intorno all'anno 1000, quindi, o addirittura durante la prima età del ferro. Quindi c'è stato un periodo corrispondente intorno dal 1200 a.C. in poi che i vari nuraghi sono stati abbandonati oppure sono stati distrutti. La stessa cosa hanno subito le tombe di giganti. Qui abbiamo altri esempi, addirittura alcuni abbandoni come nuraga Adoni di Pinavaculo, Sunagi di Seulo, Lughere e Spallinati, sono stati abbandonati durante il bronzo recente, ossia nel periodo che va dal 1350 al 1200 a.C. Quindi abbiamo un periodo dove la civiltà nuragica entrò in crisi, così come dall'altra parte del Mediterraneo ci furono si registrano episodi di crisi delle varie civiltà. Decade la civiltà micenea, decade quella ittita, l'Egitto subisce l'invasione dei popoli del mare, le varie città della Siria come Ugare che vengono incendiate. Quindi siamo intorno al 1200. Intorno al 1200. Contemporaneamente alla crisi delle civiltà, delle grandi civiltà del Mediterraneo orientale, sia la crisi delle civiltà del Mediterraneo occidentale, tra cui quella sarda. E si registra dai dati di scavo. Questo è l'unico gli unici dati che ho utilizzato nelle mie ricerche, perché sono appunto dati archeologici. Qui ho concentrato alcuni dati appunto dai dati archeologici. Il nuraghe Montiegi, nella fase addirittura nel bronzo medio, quindi alla fine del bronzo medio, viene abbandonato e non viene più ripopolato in epoca successiva. La Bagada di Azzara viene abbandonata nel bronzo recente. I nuraghi Adoni di Pinavaculo, sempre bronzo recente, però tracce di vita solamente in una capanna durante il bronzo finale 1 e nella Cistana bronzo finale 2. Lugheras di Polilatino viene abbandonato nel bronzo recente, ma viene ripopolato in epoca cartaginese, quindi 500 a.C. Il succumo di Luna Matrona intorno al 1200, ci sono i crolli eccetera, e via di questo passo. Suonadori, anche questo abbandonato. Queste sono tutte informazioni prese dagli archeologi. Quindi durante un periodo che va dalla fine del bronzo medio a tutto il bronzo finale, via via i nuraghi a macchia di locato vengono abbandonati.
Cosa sia successo non si sa. Nel libro propongo varie ipotesi, dall'ipotesi climatica, cioè un periodo di siccità, che potrebbe anche essere la spiegazione giusta, perché è proprio il periodo in cui nascono i pozzi sacri, cioè il cosiddetto culto delle acque, ma potrebbe essere stata un'invasione, oppure possono esserci state delle epidemie. Sergio Frau ha proposto l'ipotesi dello tsunami che aveva spazzato le coste. Almeno nelle pianure, insomma. Almeno nelle pianure, sì, anche se l'ipotesi è un po' così. Comunque l'uraganoni che a 1000 metri d'altezza mi sembra improbabile. sì, ma c'è l'uragano Diana che ha un paio di centinaia di metri dalla costa, che è intero. Esatto. Per cui, oppure l'uragano di Simagis, che c'è la torre completamente integra, anche se il villaggio il resto dell'uragano era coperto di terra prima degli scavi. Qui metto in evidenza come i nuraghi non solo vengono distrutti, ma in alcuni casi sopra il nuraghe viene costruito il cosiddetto villaggio nuragico. Il caso più eclatante è questo qua, quello che ho messo in copertina. Si nota come qui c'era il cosiddetto antemurale, che è stato completamente raso al suolo, e sopra, con i pezzi del nuraghe, quindi sopra il nuraghe, con i pezzi del nuraghe, è stato costruito il villaggio. Queste in rosso sono evidenziate le capanne del villaggio. La stessa cosa si verifica in altri nuraghi. Belvegile di Olbia, dove sopra il nuraghe si vedono i resti delle capanne. Il nuraghe di Cucurada, dove le capanne sono costruite dentro il nuraghe e sono successive. Il nuraghe Pisco di Suelli vedrete alcune qui ho disegnato solamente quelle più vicine al nuraghe, quindi il villaggio che si addossa al nuraghe. Oppure, come si nota qui in queste fotografie che ho tratto da alcune pubblicazioni degli anni 90, si nota come queste, che sono le mensole che dovevano stare in cima alle torri, sono state smantellate e utilizzate per costruire le capanne, in questo caso in questi due casi Gianna Maria, in questi altri due casi sul nuraghe di Parigi. Qui invece siamo in un nuraghe San Matera. Si nota come la cosiddetta capanna delle riunioni è costruita sopra un edificio precedente, un pezzo, una delle torri del nuraghe. Qui invece il nuraghe Nurdole di Orani, tra Orani e Nuoro. Le parti si notano, questa è una foto aerea dove ho sovrapposto il rilievo del nuraghe e del villaggio. Il villaggio è costruito sopra il nuraghe, quindi hanno smantellato il nuraghe, perlomeno le parti laterali del nuraghe, e ci hanno costruito l'edificio. Come si vede qui, in questa foto del nuraghe di Valuni. Notate qui un pezzo di antemurale qui non c'è, e sopra ci sono le capanne. Le capanne sono costruite in maniera tale da occupare interamente l'area interna del nuraghe. E poi dal bronzo finale, prima età del ferro, in Sardegna si costruiscono nuovi edifici o anche nuove strutture. Questo è il villaggio santuario di San Sede Sos Carlos, costruito in maniera completamente diversa dai nuraghi. Notate gli edifici con muri di limitato spessore, con pietre piccole, non più pietre grandi, quindi non più megaliti, e con planimetrie completamente diverse. Qui abbiamo questa camera che è gradonata, e questa È bella fonte quella. sì, la fonte, ecco qua la camera, questa ampia camera con i gradoni, e quello col bacile interno. Questo invece siamo a Sant'Imbenia, Nuraghe Sant'Imbenia, che si trova ad Alghero, a Porto Conte. Durante gli scavi abbiamo trovato un edificio simile,
rotonda con bacile, è detto il termine, simile a questo, manca il bacile interno. Notate qua le forme. Questo è completamente diverso, non si sa a cosa serve. Alcuni hanno ipotizzato una capanna sudatoria, qualcosa legato chissà come all'acqua. Qui invece il resto di una capanna simile nel villaggio di Sunuraji. Sempre il bacile interno, i sedili, anche qui i sedili, anche qui il sedile, il bancone a sedile. Qui invece siamo a Sacorona Rubia, nella parte nord della Giara ai Gesturi, dove c'è questa rotonda, un edificio completamente diverso, sempre dell'età nuragica, sempre però fuori dai canoni che conosciamo. Invece su Romanzesu, famosissimo, è come quello di Oliena, di Sassello Soscarro, solamente che conserva 6 gradini. A nord di questa struttura c'è il Pozzo Sacro. Si pensa che quando il Pozzo Sacro abbiamo troppo pieno, quindi fuoriesca l'acqua e arrivasse qui. Un'altra struttura anomala, cioè non conosciuta, sul Romanzesu di Pitti. Potrebbe essere un labirinto, perché c'è un ingresso da questo lato, poi bisogna girare tutto attorno perché l'ingresso al cerchio interno è qui e poi bisogna nuovamente girare ed entrare qua. Qui siamo al momento a Palmavera, la capanna delle riunioni. Siamo a Odri, no scusate, a Giovri di Florinas. Sempre una sorta di capanna con all'interno questa sorta di altarino. Cremanu di Fonni, il tempio rotondo e un megaron. Sempre a Gremano, l'altro complesso con 3 pozzi sacri, anzi con una fonte, un pozzo e una capanna che all'interno ha una cisterna. Tutte chiaramente costruzioni che conosciamo ormai, che però non fanno parte dell'età del bronzo, delle costruzioni classiche. Per esempio pensiamo la Sardegna, l'Uraghi e basta. No, la civiltà si è evoluta nel corso dei secoli, come è successo per esempio per le chiese. Ci sono le chiese romaniche, le chiese gotiche, le chiese barocche. Oggi le chiese si costruiscono in stile moderno, post-modern, in cemento armato. Ogni epoca ha il suo sistema costruttivo, ha i suoi stili costruttivi. E anche la civiltà nuragica, quindi una civiltà in continua evoluzione. Questo dobbiamo ricordare, quindi una civiltà che ha avuto delle architetture in continuo cambiamento, che sono arrivate sino all'epoca dell'epoca dei cartaginesi e forse anche dei romani, che ha subito anche degli flussi culturali, perché i nuragici navigavano in rapporto con altre civiltà, così come ci sono reperti nuragici fuori Sardegna, ci sono anche reperti extra-isolani presenti nell'isola, che dà l'idea di una serie di rapporti culturali, commerciali, e quindi anche uno scambio di idee, di informazioni nell'architettura, influssi culturali. Quindi anche, e questo i flussi culturali che ritroviamo nelle architetture, che sono pur sempre architetture nostre, sono salde, non sono architetture esterne. Qui torniamo a noi, qui siamo a Montenucci di Esterzili, e questa capanna all'interno c'ha, su questa pietra, c'ha l'imbocco di una cisterna, a fianco ci sono altri due pozzi, quindi una costruzione completamente diversa insomma, un tempio rotondo.
Salquis Forros, un santuario che ha qualche rapporto per esempio con San Silvestro Scarros, la forma dell'isolato, comunque costruzioni quindi ormai bronzo finale, prima età del ferro, che niente hanno a che fare con Nuraghi, ma sempre in Sardegna, sempre della stessa civiltà. Questo lo sappiamo già, una Megaron conosciutissimo, forse uno dei primi studiati, una capanna particolare, rotonda con non mi ricordo come si chiama, che si trova però a Irgoli, nelle Baronie. Qui faccio un rapporto del passaggio tra i due, in questo caso delle sepolture, tra il nuragico e il post-nuragico, cioè chiamiamolo post-nuragico, cioè l'età del bronzo finale e prima età del ferro. Le tombe di età nuragica, quelle tombe giganti, sono tombe collettive, ci stanno 200-300 persone. Età post-nuragica, la tomba singola, per esempio quelle di Montiprano. A Pozzetto. Di Antas. O di Antas, sì, tombe a Pozzetto. Le tombe giganti d'età nuragica e d'età del bronzo sono in posizione subaerea, sono costruite sopra il terreno. Le altre invece sono scavate, sono ipogeiche. L'ingresso è laterale dentro la lastra, la stella centinata, oppure dentro, invece dall'alto, nell'altro caso, chiuso l'ingresso, portello, lastra e copertura. Camera funeraria, tomba gigante, un vano rettangolare o subrettangolare. Nel caso delle tombe di Montiprano ci sono dei pozzetti. La muratura è megalitica, nel caso delle tombe giganti sono grandi pietre, mentre le altre sono pietre piccole. La copertura ogivale, eccetera. Le offerte, ci sono i banconi per le offerte, nelle tombe singole no, non ci sono i banconi. L'ideologia ho messo ventre della Grande Madre, la pancia della Grande Madre. Nell'altro caso, Regno dei Morti, cambia completamente il sistema di sepoltura. Perché? È un punto interrogativo. Massimo, secondo te le tombe di giganti vengono comunque riutilizzate nell'età del ferro? Sì. Oppure vengono abbandonate? Alcune vengono utilizzate, questo è un esempio, Saina e Savacca. Mi ha fatto la domanda, questo non l'ho scoperto io, questo l'ha studiato l'archeologo Giacobbe Manca. Si nota dentro questa tomba giganti che era una tomba a filari isodoma, si nota da questi conci, e sopra questa tomba l'hanno smantellata e l'hanno rifatta tipo dolmen, però è successiva. Qui ci sono diverse tombe che sono state riutilizzate. Hanno sfruttato Sempre in ambito funerario, il riutilizzo. Sì, in ambito funerario. Sempre in ambito funerario. Ci sono anche nuraghi stati riutilizzati come tombe, infatti in origine, per esempio il della Marmora nel 1800 pensavo che fossero tombe. Ma non il contrario. Non il contrario. Anche per l'epoca romana, bisogna dire una cosa, i romani c'erano sicuramente nelle città della costiere, poi c'era qualcosa all'interno, Portongianus, qualcosa tipo Sesri, ma la popolazione era sarda. Certo. Era l'epoca romana. L'epoca romana, Per intenderci di che periodo stiamo parlando, sono sempre sardi, chiaro. Anche i nuragici sono sardi. Sì. Perché molti dicono nuragici, sardi di epoca nuragica. No, Sardi dell'epoca del bronzo. Siccome non sappiamo come si chiamassero, cioè potevano essere anche gli scialdani. Sì, sono convenzioni nostre, certo. Bisogna sapere come chiamassero se stessi. E noi li chiamano nuragici semplicemente perché sono quelli che abitavano costruito nuraghi, ma è un nome, è come la parola miceneo. Siccome la prima città che è stata scavata tra l'altro da Schliemann è Micene, sono tutti chiamati micenei, ma Adesso ti provoco. Ad esempio gli egizi ci chiamavano Scialdani. è possibile.
Questo è il terzo libro. Qui invece in questo terzo testo parlo dei sistemi costruttivi e parlo delle difficoltà del cantiere. Chiaramente io all'epoca non c'ero, quindi da ingegnere che ho seguito dei cantieri pubblici, ho anche delle cose private, so più o meno quali sono le problematiche del cantiere. Ho chiesto a un altro studioso, che è Gerolamo Majana, di disegnarmi delle cose che poi sono finite in questo testo. E qui lui, in maniera magistrale, mi ha letto nel pensiero, perché io gli avevo detto vorrei fare queste cose così e così gli ho detto a voce, e lui mi ha disegnato esattamente quello che volevo che venisse rappresentato. Questi sono 3 disegni separati, sono del 2021. In alto vedete il problema numero 1 nella costruzione di nuraghi era procurarsi il materiale. Il materiale è la pietra. Le pietre si possono trovare nei campi, il sistema primario è quello di quando si coltiva si portano via le pietre, si deve spietrare il terreno, però dopo che hai spietato il terreno perché devi coltivare, a un certo punto le pietre spariscono. Un secondo motivo, un altro sistema è andare a vedere dove le pietre si rompono in maniera naturale. Queste sono le pietraie, sono già le pietre pronte, però non sempre sono a portata di mano. Il terzo modo è quello di proprio andare a tagliare dalla roccia viva. Il secondo problema è il trasporto. A volte la pietra si trova proprio sul posto dove si costruisce il nuraghe, come vedremo in alcune immagini. In altro caso la cava è situata a poche centinaia di metri o a chilometri. Per esempio in nuraghe Suracchi di San Veromilis è costruita in basalto. Le cave da cui è stato portato si trovano a Seneghe, in territorio di Seneghe a 5 km. Per fortuna in discesi. In ogni caso, oppure il centro abitato di Nuraghi Nieddu. Suracchi ad esempio ha Nuraghi 10 torri intorno, quindi c'era materiale. mica da niente. E infatti dopo vedremo anche un piccolo calcolo che ho fatto. Nuraghi Nieddu, che è un sobborgo di Senugheta vicino a Oristano, il territorio di Oristano, è chiamato così perché c'era un nuraghe nero che è citato nei documenti medievali. Adesso non c'è rimasto niente, però è un nuraghe nero perché la zona è la pietra locale è l'arenaria, che è bianca. Ed effettivamente sopra la chiesa di Santa Petronilla c'è un altro nuraghe, ci sono proprio i resti. La chiesa è stata costruita sopra un nuraghe e ci sono le pietre in basalto nero che provengono da Montiferru. Quindi 5 km da San Veromilis, bisogna aggiungere altri 3-4 km, quindi pietre portate da lontano. E il terzo problema era il montaggio. Qui ho fatto vedere qui nel disegno di Gerolamo Majana il montaggio di una delle stele verticali di una tomba cosiddetta a 8 stati. Cosa ho fatto? Da ingegnere mi sono andato a calcolare il volume, le formule sono già pronte, ci sono già nei manuali, quindi il nuraghe come tronco di cono, di cui si può calcolare il volume, la cupola come un paraboloide, cioè una figura tridimensionale che è data dalla rotazione di una parabola, di cui si può calcolare il volume, quindi posso sapere il volume, la superficie interna, l'aria, eccetera, del nuraghe. Perché? Perché può servire a questo. Conoscendo le dimensioni del nuraghe medio, prima ho detto che una delle misure più usate diciamo, è 12,50 m di diametro di base. L'altezza, voi non l'avete vista, quindi 10 metri. Si può calcolare con questa formula, e aggiungendo altri dati come il diametro superiore, che si può ricavare conoscendo la pendenza della parete, si può ricavare il volume del nuraghe. In questo caso 1000 metri cubi.
Se consideriamo il basalto, che c'è un peso specifico che va dalle 3,5 a 3,9 tonnellate a metro cubo, per costruire una torre di queste dimensioni hanno spostato dalle 3.500 alle 3.900 tonnellate di materiale. Invece di stare su Facebook, eccetera, con la televisione, a passare le giornate a trasportare massi. Poi, prima bisogna andarseli a cavare, cioè a prenderli, poi trasportarli anche di chilometri, poi portarli su. Questi erano i problemi, cioè queste erano le cifre da vedere. Chiaramente c'erano qualche migliaio di pietre che complessivamente facevano. Per trasportare una pietra negli anni 70 hanno fatto un'università francese, ha fatto degli esperimenti, hanno preso un blocco in cemento armato di 32 tonnellate in un paesino e hanno coinvolto tutti gli abitanti del paese. Per spostarlo di 100 metri hanno avuto bisogno di circa 200 persone. Spostare 100 metri, ma stiamo parlando di chilometri. Con questo sistema, tra l'altro. E poi sollevano ancora di più. Poi per sollevarlo c'è tutto il sistema di sollevamento, vedete, si crea una specie di sì, c'è un binario, ma sì, lì dove viene legato il legno, cioè viene legato la pietra in maniera tale che non si sposti, e questa slitta deve muoversi sopra una sorta di strada, perché se lo facciamo mettere sul terreno non si sposta, perché il peso aderisca al terreno. Ogni tanto sento teorie tipo palle in pietra che scorrono, eccetera. Le palle in pietra col peso 400-500 kg affondano nel terreno. Questo è l'unico sistema. Quindi dei tronchi che sono stati levigati bene, che sono stati ingrassati e poi spostati, quindi messi ogni volta. Quelli se vengono superati devono essere subito rimpiazzati, messi davanti, quindi ci sono più operai. Quindi con delle slitte. Con delle slitte, sì. Tornando qua, quindi un conto è il peso, quindi la quantità di tetrame per costruire un'unica monotorre, quindi devo immaginare cosa poteva succedere per un'area di grosse dimensioni con più torri, tra l'altro qui ho considerato un nuraghe a un solo piano, perché ci sono nuraghi che hanno più cupole sovrapposte. Qui invece ho fatto un calcolo teorico riferito al 2021, sì, perché i prezzi edili sono aumentati, teorico di costruzione di un muretto a secco, conoscendo i costi che variano dai 380 ai 430 euro a metro cubo, immaginando il nuraghe di prima di 1000 metri cubi, verrebbe a costare per 380 430 mila euro attuali. Giusto per dare un'idea, il problema è che non sappiamo cosa equivaleva all'epoca. Si può più o meno pensare che, tenendo conto che un ettaro di terreno pascolativo oggi costa circa 10.000 euro, 400.000 euro sono circa 40 ettari di terreno pascolativo, però bisogna prenderlo con le dovute cautele, quindi un valore di riferimento. Questo è il costo di costruzione. Qui vediamo quali sono le pietre che andavano trascinate, quelle più importanti, le stele centinate delle tombe giganti o gli architravi. Questi sono i conci che superano la tonnellata. Nel caso, come vediamo qua, dei nuraghi su ponte di Dualchi, l'architrave è lunga 3,70 metri circa e pesa 17 tonnellate, ma è un caso raro. Ci sono altri due architravi che pesano 8 tonnellate e la maggior parte va dai 900 kg alle 4 tonnellate. La maggior parte degli architravi di cui dispongo delle misure, delle dimensioni, dei pesi.
Qui ho fatto queste fotografie, si vedono, ho messo dei nuraghi che sono situati sul bordo di altopiani. Perché la posizione del nuraghe potrebbe essere dettata dal semplice fatto che sono stati costruiti proprio a fianco alla cava, cioè i bordi altopiani in molti casi presentano le rocce in stato di fratturazione, cioè quindi già lavorate dalla natura, quindi si stanno spaccando o sono già rotte, per cui è facilissimo è già pronta la pietra per essere trasportata a nuraghe, e quindi in molti casi i nuraghi sono stati costruiti proprio sopra la cava, come in questo caso. Si nota che a fianco a un nuraghe maggiore di Cheremoli ci sono già le pietre pronte che non sono state utilizzate. La stessa cosa in questo caso, il nuraghe Sapedraia di Teulada, questo nuraghe in territorio di Sassari, non ricordo più il nome. Vedete, a fianco al nuraghe ci sono tante pietre ancora di grosse dimensioni che non sono state utilizzate, perché il nuraghe è solo questo, quello che c'è attorno non fa parte del nuraghe. Qui un disegno che rappresenta gli attrezzi che potevano servire per la costruzione. Questo in questo caso sono gli attrezzi di un maestro costruttore, parerador, che costruisce pareti, quindi muretti a secco, capanne quelle come abbiamo noi in Sardegna, Pinnettos, questo in Spagna nel 1800. Quindi martelli di varie dimensioni, scalpelli, il filo a piombo, la corda per segnare il tracciato, 3 sistemi per trasportare pietre piccole, le può trasportare una persona da sola, pietre di dimensioni medie che possono essere trasportate da 2 persone, quindi uno a un manico, uno dall'altro, oppure questo sistema per trasportare le pietre più grandi. Questo però non per costruire nuraghi, ma per costruire dei pinnettos in Spagna. Qui l'ho chiamato i segreti della muratoria nuragica. Come vengono messe le pietre per evitare che si fosse il ribaltamento. Questo per costruire le cupole o per evitare che cadesse durante la costruzione. Catenate. Sì, sono incatenate, ma non in maniera questa in maniera basandosi sul peso, facendo in modo che il baricentro del sistema non si sposti verso l'interno, quindi provochi il crollo. Perché se noi io ho fatto gli esperimenti con le pietre per trovare a un certo punto che il sistema crolla. Qual è il segreto? Il segreto è nell'aumentare la dimensione della parete. Quindi, a parte i filari di base che sono quasi verticali, i filari successivi facciamo così, 1, 2, 3 e va bene, 4 lo metto qui in maniera tale che si appoggi sull'1, 5 sono tranquillo, 6 lo metto qua, poi posso fare 7, 8, 9, 10 che potrebbe essere anche qui 11, 12, 13 nuovamente qua, 14, 15. Cioè costruisco in maniera tale che il peso dell'intera struttura rimanga sempre all'interno del peso della struttura, quindi il baricentro rimanga all'interno del piano d'appoggio. Nuraghi che non crollano, per esempio il nuraghe Rubio di Orroli, perché è un altopiano roccioso. Il crollo che c'è è stato fatto in epoca nuragica. Infatti il nuraghe è crollato con le strutture al contrario, nel senso quelle più alte per prime, quindi è crollato, l'hanno fatto crollare. Una sorta di azione voluta? Azione voluta, sì. Lo diceva già negli anni 90 Ubaldo Badas, l'archeologo che aveva scavato a Genna Maria di Villanova. Diceva, non so perché, ci sono tombe giganti e nuraghi stati demoliti volontariamente. E nuraghe a Rubio si nota proprio quello, cioè nel cortile ci sono, nello strato più nel terreno ci sono le mensole che stavano sopra,
e via via gli strati via via inferiori che formavano il contrario nella situazione di crollo. Il nuraghe venne abbandonato, il nuraghe Ruby in questo caso, venne abbandonato durante il 1200 a.C. ed è stato ripopolato in epoca romana e ci hanno fatto Hanno bivaccato. sì, no, hanno fatto le vasche per il vino, sì. Questo invece i segreti della muratoria, questo è il nuraghe, quello di Silanus, Santa Sabina, che è fatto a pietre quasi squadrate. Quella a fianco alla chiesa. Quella a fianco alla chiesa, sì. Questo è fotografato dal lato dove non si vede l'ingresso. E notate che invece questo è fatto in pietre squadrate su bisodome. Si nota innanzitutto a filari, la forma a scala delle pietre, il sistema compatto delle pietre e soprattutto, così come negli altri nuraghi, la dimensione delle pietre che diminuisce via via che si sale. Tranne l'ultimo strato, che sono leggermente più grandi. Questo probabilmente è l'ultimo strato, probabilmente. Qui perché ho messo questo? Ah, ok. Tra le altre cose che non ho messo tutto il testo del libro di ingegneria nuragica, ho messo come vengono tirate su le lastre verticali e gli ortostati. E qui ho messo 3 esempi, nel libro chiaramente sono in bianco e nero, per il sollevamento delle pietre verticali. Qui in Francia, un esperimento che fanno in Francia di sollevamento di un bettile, di una pietra fitta, qui in Etiopia, e questo è un disegnino, che tratto da una pubblicazione, un altro sistema per spostare le pietre. Questi sistemi moderni, tra l'altro una cosa del genere è stata ripetuta, non so se sia a Serri o a Ivoli, che hanno fatto un paio di settimane fa un cantiere simile a questo, quindi un tentativo di sollevamento della pietra per metterla verticale. Questo è un testo di fantarcheologia che ho creato da prendere con le pinze, che è uscito quest'anno, dove ipotizzo che il nuraghe Satantine non c'entra niente con quanto ho detto prima. Il nuraghe Satantine sia un calcolatore delle eclissi, ma è una teoria pazzesca. E ho finito.